Parleremo delle solite problematiche, soprattutto il risanamento, o parleremo magari di trovare dei progetti in comune, parleremo di tutto. Avete anche il problema dei cormorani che sono una piaga decennale ormai. L'unica cosa da fare è capire quanti cormorani ci sono e quanto ci portano via. Io già ho chiesto un incontro con il presidente Solinas, a breve mi dovrebbero tornare risposta perché deve essere a conoscenza, se non lo è, ma ha molte problematiche e lui già le conosce, quindi secondo me serve solo sedersi ad un tavolo e cercare di mettere una volta per tutte, forse nero su bianco, perché ormai a parole non si va da nessuna parte. Come bacino naturale anche forse fra i più importanti al mondo, e quindi sarebbe bello avere ogni tanto un occhio di riguardo nei nostri confronti.